Parte il vaporetto della prevenzione con il suo lungo viaggio che farà in tutto il territorio comunale. Siamo molto felici che Ali Laguna quest'anno, come nel 2019, ci rimetta a disposizione questo vaporetto. Per portare il messaggio dell'importanza della prevenzione. Il vaporetto rosa, che quest'anno è elettrico, è salpato da Piazzale Roma per il suo viaggio inaugurale attraverso il Canal Grande, destinazione Ca' Farsetti per il taglio del nastro. Iniziativa sostenuta da Ulstre, Comune e dall'associazione LILT, che si colloca tra le attività di sensibilizzazione previste per l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno. Noi è 100 anni che portiamo avanti questo grande messaggio di salute e di benessere. È sempre di più necessario perché sempre di più le malattie diventano un flagello, diventano difficili da curare e molto costose anche da curare, per cui bisogna prevenire. E la prevenzione è stata fondamentale per il capitano della squadra di Dragonbot, composta da un gruppo di donne operate di tumore al seno. Per me questa è stata la mia grande forza, di avere il gruppo intorno, perché dopo 15 anni tornare ad avere un altro tumore, lo stesso seno, subire un altro intervento, essere sotto chemio di nuovo, è stata dura. E io dopo i 10 anni che ti considerano guarita, ho sempre continuato comunque tutti gli anni a controllarmi, non ho mai saltato un anno. E dall'anno scorso a quest'anno c'è di nuovo il tumore, però era piccolo, proprio perché grazie al controllo continuo che io continuo a fare. Il vaporetto percorrerà le acque della laguna per divulgare il messaggio di prevenzione tumorale. A bordo alcuni volontari risponderanno alle domande dei cittadini. Per quanto riguarda la mammografia, delle 114.000 donne, quindi circa 57.000 devono essere chiamate ogni anno perché lo screening è biennale. Lo scorso anno non siamo andati oltre al 35.000. In questo momento siamo già per il 2021 superiori a 37.000, quindi abbiamo ancora 3 mesi e abbiamo anche un altissimo dato di adesione. Non scordare mai per tutta la vita, bisogna sempre continuare a controllarsi, perché di tumore ci si può ammalare sempre, ma si può guarire.